La pianura ad ovest del Monte Lozzo è dominata da un possente fortilizio medievale, il Castello di Valbona. Del tutto evidente è il ruolo strategico difensivo svolto anticamente da questo baluardo. Che si affaccia sul confine tra il territorio estense padovano e quello vicentino. Il castello conserva ancora oggi gli echi di un'epoca passata, dove la storia si intreccia con il fascino del mistero. Si narra che la figlia di Germano Ghibelli sia morta per disperazione perché non ha potuto sposare l'uomo che amava. La leggenda vuole che il suo fantasma si affacci in lacrime tra i merli dell'antico maniero. Altre dolorose morti hanno alimentato leggende di guerrieri fantasma che vagherebbero tra Lozzo e Valbona. Si dice che sotto il castello di Valbona ci sia una fitta rete di cunicoli pieni di cadaveri, a causa delle numerose guerre che si sono susseguite nel corso dei secoli. Immortalare l'invisibile attraverso la nostra strumentazione, dare una risposta a tutti quei fenomeni che ancora oggi si manifestano dalle antiche sale di questo maniero. Comprovare o smentire leggende e storie tramandate per secoli, questo è l'obiettivo della nostra ricerca. Per svolgere un'indagine strumentale ci avvaliamo di apparecchiature tecnologiche quali registratori digitali, macchine fotografiche predisposte per la fotografia ad infrarosso ed ultravioletto, posizionate su 3 piedi, rilevatori di campi elettromagnetici, sistema di videocamere ad infrarosso a circuito chiuso, rilevatori di movimento e videocamere a visione notturna, un microfono collegato ad un PC. Si monitorizzano gli ambienti per diverse ore ed in seguito si analizzano i dati dalle rilevazioni effettuate.